Il nuovo Milan targato Ivan Gazidis riparte da Maldini e da Boban. Il club ha infatti comunicato di avere nominato il primo direttore tecnico, mentre il secondo diverrà a tutti gli effetti responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive. Lavorerà a stretto contatto con l'amministratore delegato ex Arsenal. Un segnale forte, una via tracciata che arriva al termine di una stagione difficile caratterizzata da molteplici alti e bassi e che dovrebbe vedere come prossimo tassello l'arrivo in qualità di nuovo allenatore di Marco Giampaolo. Il tecnico firmerà un contratto di 2 anni con opzione per il terzo. Niente Roma-Fiorentina nel futuro di Gonzalo Higuaín. A chiudere la porta ai due club ci pensa Nicolas, fratello dell'attaccante argentino, reduce dalla stagione in Inghilterra con la maglia del Chelsea. Il numero 9 a Londra era in prestito, il suo arrivo era stato fortemente sponsorizzato da un certo Maurizio Sarri. Il tecnico ora è pronto a lasciare la Premier per ritornare in Italia, destinazione più probabile la panchina della Juventus, quella stessa Juventus che detiene il cartellino di Higuaín, che stando alle parole del fratello e agente a Radio Marte vorrebbe tornare in Serie A per chiudere la carriera proprio tra le fila dei bianconeri. 45 milioni di euro da incassare entro il prossimo 30 giugno. È questo il diktat finanziario a cui deve sottostare la Roma di James Pallotta nella corsa ai capitali da reperire prima della chiusura del bilancio. Una situazione figlia soprattutto dalla mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Di strade non ce ne sono molte, anzi ce n'è soltanto una a dire la verità, quella delle cessioni. Dzeko, Manolas, Ponce, De Frel, Kolarov e Gerson sono i nomi in uscita che dovrebbero portare un tesoretto abbondantemente sopra la fatidica cifra. Tiene invece i tifosi con il fiato sospeso la situazione di Nicolò Zaniolo, a cui i giallorossi non hanno ancora rinnovato il contratto. Il nodo è sempre lo stesso: l'assenza a Trigoria di un direttore sportivo complica le cose e non poco. Inoltre, a rendere la situazione ancora più delicata ci pensano le voci di calciomercato che parlano di un interesse noto da tempo da parte della Juventus. La Roma è campione d'Italia Under 15 di Serie A e B 2018-2019. Nella finale scudetto di Ravenna la formazione giallorossa supera il Milan al termine di una gara equilibrata e combattuta, decisa nella ripresa grazie alle reti di Coffi e Cherubini. Partita vivace e divertente, Roma subito pericolosa con Padula bravo a sfruttare un'imbucata centrale e a concludere di sinistro senza però trovare la porta di Di Chiara. Immediata la risposta rossonera al 13° con Rossi che sugli sviluppi di un cross dalla destra trova spazio in area e porta sguarnita, calcia alto. Alla mezz'ora altra occasione per il Milan, sempre con il suo numero 9 che da pochi passi tira colpo sicuro ma trova un difensore giallo-rosso a respingere sulla linea. I rossoneri, decisamente più propositivi nella prima frazione di gioco, vanno ancora vicini al vantaggio al minuto 32, ripresa sulla falsariga dei primi 45 minuti di gioco con il Milan che tiene in mano il gioco e la Roma impegnata a contenere e ripartire. La buona manovra rossonera non va però di pari passo con le occasioni. Al 51° i giallorossi trovano il vantaggio, lancio dalla tre quarti di Pagano per Coffi che sfugge al proprio marcatore, controlla e con un bel sinistro dal centro dell'area batte Di Chiara. Trascorrono appena 4 minuti e la Roma raddoppia, ripartenza di Coffi sulla destra, apertura sul lato opposto per Cherubini che di piatto destro in croce realizza il 2-0. C'è il tempo per un'altra occasione ancora del numero 11 giallo-rosso che in contropiede supera il portiere avversario ma complice la deviazione di un difensore trova il palo. L'1-2 romanista chiude di fatto la gara e lancia la Roma verso la conquista dello scudetto, consegnato dal presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC Vito Tisci.